10 letti dall'ortopedia di Rapallo, 4 dall'urologia trasferita a Lavagna e altri 5-6 posti dalle chirurgie brevi generali portate a Rapallo. Il totale fa 20 posti letti in meno in questo momento nei 3 ospedali dell'ASL 4. Non è poco su una popolazione che vede 50.000 passaggi all'anno, quindi vuol dire 140 media al giorno, 140 pazienti al pronto soccorso al giorno. Io ringrazio sempre i miei colleghi del pronto soccorso perché in difficoltà di personale fanno un lavoro, trovare anche il posto, la locazione per questi pazienti e avere le risposte da dare immediate a questi pazienti è importante. Per i lavoratori dell'azienda il piano di trasferimento è stato repentino e faticoso dal punto di vista anche numerico del personale. La mancanza di posti letto poi ha portato ad acquisire le unità di crisi per compensare la situazione. Sono stati trasferiti questi reparti nell'arco di 2 o 3 giorni senza mai interrompere l'attività ambulatoriale, operativa, quindi questo in qualche maniera potrebbe anche aver messo, come dire, in difficoltà, ha messo sicuramente in difficoltà gli operatori sanitari e ha posto in eventuale pericolosità anche il trasporto dei pazienti, perché dover trasportare dei pazienti operati quando si poteva magari, come dire, organizzarsi in maniera diversa. Ribatte punto su punto la direttrice Rebagliati: abbiamo procrastinato i lavori attendendo ancora un mese per essere pronti e non incidere sulle attività, sottolinea, per poi fare il punto sulla questione dei posti letto. I lavori sull'ospedale di Lavagna sono ancora in corso. Quando noi procederemo a trasferire completamente la cistoscopia avremo semplicemente riutilizzato tutti i posti letto che sono presenti nel reparto di degenza. Diversamente all'ospedale di Rapallo, dove abbiamo riparametrato i posti letto legati all'ortopedia in relazione al tasso di occupazione degli stessi. Di qui la necessità di trasferire la chirurgia temporaneamente sui letti dell'ortopedia nelle more di realizzare tutti i lavori che sono previsti anche sull'ospedale di Sestri Levante, che andranno ad aumentare i letti della riabilitazione, perché noi stiamo per partire con un cantiere al 6° piano e quindi avremo molti più letti a disposizione.